Mercoledì 16 gennaio 2013 i Scerbus sono tornati in scena con Suffogadoni de Santo Antoni. Dopo il grande successo del 2012, anche quest'anno la pioggia non ha fermato la spettacolare manifestazione del fuoco di Sant'Antonio Abate. Nelle nostre immagini, realizzate da Paolo Pilleri, possiamo vedere tutte le fasi di questo rito, dalla vestizione presso i locali del Museo Civico in via Colletta all'arrivo in piazza Santa Barbara Sinnai. Al termine del rito, inoltre, nella brace del fuoco è stata arrostita carne e salsiccia per tutti i partecipanti all'evento.
il Signore, a Lui onore e gloria nei cieli. Signore, hai appunto la fiamma del tuo spirito che è nascente. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su questo giorno e su tutti voi qui presenti. Per Cristo nostro Signore. Buona serata. Sì, che 30 su fuoco. Dai, Travessi! Vatti a ballare sola,
che la